fonti storiche, così vi ricordate un attimo. Signori e signore, signore e signori, dai, stiamo per finire il laboratorio e poi ci divertiamo tutti quanti. Allora, abbiamo parlato prima che il ballo era causa di risse, ferimenti e omicidi. E come ho detto, abbiamo tante fonti storiche, tanti documenti nell'archivio di Stato di Cagliari che ci parlano di queste cose, ma ce n'è uno in particolare che vi leggo, abbastanza curiosa. Allora, siamo nel 1818, scusatemi, il 12 luglio a Selargius e ci sono dei balli e scrive un notaio: comparsi personalmente Nanti, gli infrascritti, delegato e notaio Lorenzo Pisu e Antonio Pisu del villaggio di Quartuccio, e mediante il giuramento nella solita forma in mano dello stesso delegato, a presenza del sottoscritto notaio, espongono. Essendo su questo dopo pranzo recati a questo villaggio in compagnia di Giovanni Corona del detto villaggio di Quartuccio, ad oggetto di divertirsi nei pubblici balli, che mentre stavano ivi quieti, tranquilli e senza dar la menoma molestia ad alcuno, siano stati insultati da Raffaele Gallus e Antonio Ambu, giovani di questo villaggio, il primo dei quali, senza avergli dato il menomo motivo, tirò alla presenza del pubblico un pezzo di cocomero al detto Giovanni Corona. Ed il secondo, senza motivo, parimenti, dopo l'aver gittato alcuni fichi, ebbene, sopra l'esponente Lorenzo Piso, gittò anche una grossa cipolla sopra l'esponente Antonio, che lo ferì sopra il petto, il che tutto accade alla presenza del pubblico particolarmente. Però se ne saranno accorti Luigi Serreri, Raffaele Porcu, Pasquale Deiana, Raffaele Cara, Siddi di questo villaggio, per essere più vicini a noi. Un insulto di questa natura fatto alla presenza del pubblico merita certamente un codegno castigo, non solo per l'ingiuria sofferta dagli esponenti, ma perché con questo si poteva compromettere la pubblica tranquillità se gli esponenti non avessero potuto prudentemente procurato di evitare le dispute e le risse allontanandosi dal posto. Quindi non solo ferimenti omicidi, ma anche lanci di ortaggi a causa dei balli. Qui c'è la diatriba tra Quartucciai e Selargini, i Quartucciai vanno a importunare i Selargini. Quindi questa è abbastanza curiosa. Bene, Orlando, dove sei? Prego. Un'altra cosa prima che inizino a suonare i nostri bravissimi suonatori, vorrei ricordare che con la Socio Fedora Puzzo da venerdì prossimo iniziamo il corso di Campidanese avanzato, quindi non partiremo dalle basi, ma partiremo da un livello un po' superiore, quindi chi vuol venire ai corsi è benvenuto. Dalle 9 e un quarto, giusto? Più o meno? No, dalle 9 in poi. Scusatemi, siamo nella sede di Fedora Puzzo al San Salvatore, al teatro di San Salvatore a Selargius, a fianco alla chiesa. Il venerdì, l'ho detto. Poi ci sono i corsi di Sinfonia, il mercoledì dalle 8:30 alle 10, ci sono io, se vi accontentate.
posto da posto. Voi. Allora, il laboratorio è finito in questo momento, quindi vi ringrazio per la presenza. Non andate via perché Orlando, Eliseo e Matteo proseguono a suonare, quindi potete proseguire voi a divertirvi. Vi ringraziamo per la vostra presenza e se vi è piaciuto magari l'anno prossimo lo facciamo. Grazie. Allora, buonasera a tutti e complimenti anche per sopportare questo bel calduccio che c'è, non è che vi apposa. Complimenti ai maestri e a tutta l'organizzazione, i colleghi che ho vissuto sono arrivati giusto poco fatto, abbiamo anche impegni e non sono cittadini ieri. Quindi con Matteo e Eliseo abbiamo eseguito prima un ballo a concorda con 3 strumenti diversi, Melana Peppia, Fiuda e Punto d'Organo. Adesso ci tengo a presentare questa suonata in modo particolare perché non è facile in giro sentire San Mediana Brassa zona di non uscito, non dal punto di vista in giro, magari la Repubblica Zona in pubblico non da puntata, quindi inizierà Matteo con San Mediana Brassa accompagnato dal Punto d'Organo. Poi se è il caso che mi piace di ascolto e magari intro a Fiodello, magari può fare una concorda a 3 sul gruppo. Quindi sta Mediana Brassa non riuscivo, questa realtà inizia a Mediana Brassa, però ascoltate con piacere.